Eccoci, è un piacere salire su questo palco per la 12ª edizione. Come ogni anno, anche in questa 12ª edizione, Miss Venice Beach promuove non solo la bellezza delle ragazze, ma anche la bellezza del territorio. Ecco che andiamo sempre a proporvi nuove ricette divertenti con i prodotti locali e soprattutto certificati italiani. Questa, diciamo, è un po' la nostra firma, il nostro marchio. Andiamo a promuovere quelle che sono le eccellenze del territorio italiano. Proprio per questo, allora, io voglio iniziare subito con un marchio che si chiama Consorzio Sigillo Italiano, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Italiane, e con me a presentare la carne di sigillo Giovanni Cavasin, il nostro macellaio. Ormai ve lo ricorderete perché sono anni che è qui con noi. Vieni Giovanni. Buonasera a tutti. Allora io saluto anche tutto il nostro pubblico che è lì seduto, ma anche quelli che sono agli stand, perché abbiamo un villaggio delle Miss proprio ricco di attività con i prodotti della cosmetica di Starline. Se volete andare a provare tutti i prodotti naturali italiani, c'è lo stand di Eiwa, andate a prendere informazioni se volete passare una giornata diversa e fare del relax. Lo stand di Panpiumino per i più piccini, regaliamo il pane soffice, buono, morbido, e poi dolcissimo in fondo. Salto un attimo, c'è Campello Motors con Jeep, i super bolidi per gli uomini più amanti, insomma, dello sterrato. Tu sei un uomo che ama lo sterrato? Sì. Allora lì vai sul sicuro con i nostri due referenti di Campello Motors pronti a darvi tutte le indicazioni. E poi c'è il tuo stand, Consorzio Sigillo Italiano. Giovanni, che succede in questo stand? Cosa facciamo e cosa vuol dire far parte di Consorzio Sigillo Italiano? Allora, innanzitutto è bellissimo essere qui ogni anno con te, Elisa, veramente bello e mi diverte un sacco. E io rappresento il Consorzio Sigillo Italiano, sono Giovanni, sono un allevatore, macellaio e poi sono testimonial del consorzio. Rappresento la carne di qualità, la carne buona, la carne italiana, la carne che tutti dovremmo comprare quando andiamo in macelleria e quando andiamo al supermercato. Dovremmo stare più attenti e cercare un po' di più la qualità, non guardare sempre il prezzo, che a volte... Però... È vero, alle volte si guarda il portafoglio, però si va a discapito di un prodotto di qualità e poi va a discapito anche della nostra personalità, perché certo. Comunque insomma noi siamo ciò che mangiamo, se non mangiamo sano lì iniziano ad esserci dei problemi. Sì. Invece quando andiamo al supermercato oppure dal nostro macellaio di fiducia e riconosciamo, eccolo qui, lo vedete alle nostre spalle ma anche sulla sua casacca, questo bollino, non serve neanche che chiediamo nulla, perché sappiamo già che questa carne marchiata dal sigillo ha già delle caratteristiche eccellenti italiane di garanzia, di benessere animale soprattutto e di qualità della carne. Una carne italiana, sì, sana, genuina e buona. Dall'allevamento al tavolo. Dall'allevamento al tavolo. Allora noi presentiamo che cosa? Una battuta al coltello, sì, Giovanni. Questa sera vi presento la battuta al coltello. È un piatto, si può servirlo sia come antipasto sia come un secondo, una cosa veloce, una cosa estiva che io vado a fare con un taglio poco pregiato, un taglio che costa poco ma tagliato in questo modo esalta il massimo dei sapori. Diciamolo allora, che taglio è? Questo è il fesone di spalla. Ecco, quindi sfattiamo anche questo mito. Abbiamo detto che dobbiamo comprare italiano, ovviamente magari i prodotti italiani costano un po' di più, però possiamo essere anche furbi e andare a utilizzare più tagli di un pezzo, certo, di una mezzena, e quindi andare a sfruttare per fare una battuta al coltello non solo il filetto, che comunque ce n'è uno soltanto, ma degli altri tagli molto saporiti e gustosi, e quindi anche magari un po' risparmiare. Assolutamente sì, perché io vedo anche i miei clienti che per andare al sicuro loro chiedono roast beef e filetto, però secondo me chiedendo un consiglio al macellaio può consigliare qualcosa di molto più buono e spendere la metà. Allora, questo l'abbiamo capito, fesone di spalla. Procediamo con la realizzazione di questa battuta al coltello. Una carne che abbiamo detto morbida, succosa e saporita. Andiamo a tagliuzzarla, si dice così, Giovanni? Assolutamente sì, andiamo a tagliuzzarla a pezzettini, poi c'è chi piace più fine, chi più grossolana, che si sente un attimo di più al palato. Poi la condiamo con poco niente. Niente, assolutamente poco niente. Poi c'è sempre chi piace l'uovo, il pomodorino secco, il cappero. A me piace sale e olio. E noi utilizziamo un olio, anche questo italiano, del lago di Garda, Redoro, molto delicato, in abbinamento a dei crostini di zucchine. Un filo di sale, un pizzico di sale, un filo d'olio,
e il gioco è fatto, quindi Gioco è si fa fatto. anche veloci. Diciamo che lui poi ha la bella mano forte del macellaio, con 2 colpi ha tritato tutto, magari ci mettiamo noi, ci spieghiamo un po' di più. L'importante, l'hai spiegato varie volte Giovanni, è di utilizzare un coltello. Assolutamente sì, Perché? serve un coltello ben affilato prima di tutto e poi fatto in questo modo, con lo scanso, tra virgolette, qui, che Ecco, in perché modo... sennò vi fregate le mani. E soprattutto non utilizzate un tritacarne, perché sennò andrebbe a scaldare e a cuocere la carne, che deve essere invece cruda, un po' marinata con, se vogliamo, anche del limone e dell'olio e basta. E basta. Eccola qui, allora. Vado ad usare Facciamo- poi questo crostino che è di un'azienda trevigiana, un'azienda che si chiama Figulì, che fa questi crostini biologici macinati a pietra che sono veramente eccezionali, fanno risaltare proprio il gusto della carne. Eccolo qui. Allora, noi ci siamo, abbiamo quasi finito, abbiamo preparato tutti i nostri manicaretti. Io vi dico che gratuitamente li potete andare a assaggiare nello stand di Consorzio, come gratuitamente ci sono tanti altri giochi, potete prendere a conoscenza delle varie attività che ci sono qui nella zona di Caolo e nei dintorni, come a Porto Gruaro la bellissima Spa di Eiwa. Abbiamo anche Pareus, vi ricordo un lido qui del Lidi di Altanea, un resort nuovissimo appena realizzato, una perfetta casa vacanza per chi vuole passare anche un po' le vacanze estive di fronte al mare, ma anche nello spazio di una villa privata con piscina, insomma dopo ne vedremo di ogni. Eccolo qua, questi sono i nostri crostini, se vogliamo io direi puoi scendere, li offriamo alla nostra giuria e ci vediamo lì allo stand con tutti quelli che vogliono andare ad assaggiare. Grazie Giovanni. Buona continuazione. Grazie e buona continuazione a voi, godetevi queste bellissime ragazze. Vi voglio dare un secondo appuntamento, ovvero io adesso vado a prepararmi per uscire con le concorrenti in gara. Abbiamo altri 2 partner, vi ho presentato delle ricette con il progetto di Cooking with Elisa, ovvero io non sono una chef ma amo stare in cucina e se non l'avete capito mi piace utilizzare i prodotti italiani e di qualità. Quindi vi ho preparato 2 ricette con i Pescaori, che sono un'associazione qui di Caolo e di pescatori, quindi il pescato arriva davvero freschissimo nello stabilimento di lavorazione, massimo 2-3 ore, e freschissimo poi nelle vostre tavole, surgelato e spedito anche a casa con gli ordini online. E poi con Coraia sono dei surimi pescati nei mari d'Alaska, quindi con solo merluzzo freschissimo ad una pesca MSC. Vi lascio con le 2 ricette e ci vediamo tra pochissimo con l'inizio della serata. Ciao!